Ok, fatto. Va bene, allora buonasera a tutti, grazie di essere qui, anche questa sera davvero numerosi. Questo è l'ultimo incontro del nostro corso di aggiornamento sulla didattica della storia in tempo di Covid e l'appuntamento di questa sera, beh, lo sapete, si intitola Wikipedia, un'opportunità anche per la didattica. La relatrice sarà Elena Mastretta e adesso insomma, gli dico due parole di introduzione, ma proprio due. Tutti noi abbiamo avuto a che fare bene o male con Wikipedia, i nostri ragazzi, i nostri studenti in modo particolare a volte lo saccheggiano in maniera brutale, ma come funziona veramente Wikipedia? Beh, per molti insomma, non è assolutamente noto o chiaro. Cercheremo oggi di addentrarci su questa tematica e Elena Mastretta appunto ci parlerà di che cos'è Wikipedia, di come funziona, di quali possono essere le sue ricadute in ambito didattico e anche magari di come scrivere delle voci di storia contemporanea sull'enciclopedia di Wikipedia. Elena Mastretta si occupa da diversi anni di queste tematiche, ha organizzato più corsi di aggiornamento, li ha seguiti, li ha gestiti, è stata relatrice in corsi di aggiornamento su questa tematica. Uno è anche in corso quest'anno, se non ricordo male, rivolto sia agli insegnanti tra l'altro che agli studenti, quindi è una persona assolutamente qualificata per parlarcene. Elena Mastretta è distaccata dal 2011 presso l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea del Novarese, Verbano Cusio Ossola, di cui è pure direttrice e responsabile naturalmente delle attività didattiche. Gli ambiti di interesse e di ricerca spaziano dalla letteratura resistenziale per ragazzi alle leggi razziali, la tematica dell'Olocausto, in particolare nell'area del Lago Maggiore, la storia, lo sport, il cibo, la cittadinanza interculturale, insomma varie tematiche. È componente della redazione di 900.org, la rivista online della rete degli istituti, dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, insomma, che è la rete degli istituti della Resistenza, e ha lavorato molto sulle tecnologie, sulla TIC. È laureata in lettere moderne a indirizzo storico-artistico, ha una seconda laurea in scienze della formazione primaria, ha avuto esperienze lavorative presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera, in cui è stata curatrice e anche docente, si è occupata di riordino di archivi, di biblioteche, di collezioni d'arte private e pubbliche, insomma un ventaglio di attività molto, molto ampie. Numerose sono le pubblicazioni, qui non le sto ad elencare tutte, ricordo in particolare quelle di ambito didattico e che compaiono appunto su 900.org, questa rivista telematica che peraltro vi invito a visitare perché è ricca di spunti e di articoli interessanti. Per fare qualche esempio, nel 2017 Drive-In e la Fast TV, nel 2018 Armenia, un viaggio nello spazio e nel tempo a 101 anni dal genocidio. Nello stesso anno, 16 ottobre 1943, la retata nel ghetto ebraico di Roma. Più recentemente, quest'anno, a Scuola di Democrazia, insegnare storia contemporanea alla primaria o, insieme a Nadia Olivieri e a Chiara Nencioni, formarsi sulla didattica della Shoah, un ventaglio di esperienze. Insomma, molti materiali a disposizione proprio delle scuole, degli insegnanti, da parte di una esperta di queste cose e anche appunto di Wikipedia, di cui ci parlerà questa sera. Per quanto riguarda l'incontro di oggi, beh, ci sarà una prima parte introduttiva in cui Elena presenterà Wikipedia, le sue potenzialità in ambito didattico, verranno presentati anche un paio di filmati, di brevi filmati, dopodiché, come già la volta scorsa, gli insegnanti, tutti voi partecipanti, verrete divisi in aule virtuali, 5 stanze per una trentina di minuti, dopodiché si ritornerà in plenaria, diciamo così, per la discussione finale e le conclusioni. Ma a questo punto io mi fermo e cedo decisamente la parola a Elena Mastretta.
Grazie Enrico e buonasera a tutti. Allora io avrei un PowerPoint, forse è Stefania l'ospite adesso. Un attimo, un attimo. Ok, no vabbè, non Eh, serve condividerlo immediatamente, perché poi rischio di perdermi e di non rispettare i tempi che mi sono data, perché abbiamo valutato insomma che potesse essere interessante comunque per voi fare anche una piccola esperienza pratica. Allora, sicuramente sì, Wikipedia è una realtà con la quale chi lavora a scuola si confronta sostanzialmente ogni giorno e che può suscitare, insomma, se non ben conosciuta e compresa, tutta una serie così di problematiche, di domande, insomma, ci si possono fare tutta una serie di ragionamenti che saranno anche quelli che immagino tante volte avete fatto voi. Questa attività su Wikipedia è un'attività che la rete piemontese degli istituti storici ha cominciato a sviluppare 4 anni fa. Come rete piemontese abbiamo fatto diversi corsi, alcuni specificatamente come quello di quest'anno li gestiamo noi da Novara, però diciamo, fornire uno strumento di formazione per gli insegnanti a noi ha permesso da una parte di ragionare molto e di capire se davvero valesse poi la pena di proporre a degli insegnanti di fare un lavoro che ormai nella pratica noi consigliamo come un lavoro che gli insegnanti svolgono insieme agli studenti. Infatti anche i corsi di formazione ormai sono aperti alla frequentazione degli insegnanti insieme ai loro studenti. Però c'è qualche cosa che va comunque detto e spiegato, come ha ben illustrato Enrico, per entrare bene dentro questo che alla fine possiamo comunque anche considerare un vero e proprio ambiente di apprendimento. Allora, che cosa è importante tenere presente quando ci si confronta con l'enciclopedia libera? Che questa è appunto un'enciclopedia online, libera, e poi vedremo esattamente in quante accezioni questo termine va considerato, molto utilizzata e molto conosciuta, sicuramente da parte degli studenti, ma è inutile negarlo, certamente facciamo ricorso a Wikipedia per tutta una serie di informazioni così di primissima mano o soltanto per soddisfare delle curiosità, anche noi. Come fonte, prima voi avete citato la possibilità di fare magari un corso sulle banche dati online, in realtà Wikipedia esclusiva è molto utilizzata anche per le voci di storia. Non moltissimo per le voci di storia contemporanea, la loro implementazione, diciamo, in questi anni è andata un po' di pari passo con l'attività di formazione che è stata fatta all'interno della rete, però ci sono comunque parecchie voci anche di storia che sono contenute lì dentro e alla quale spesso, soprattutto gli studenti, fanno riferimento. Magari meno considerato come aspetto, Wikipedia è uno strumento di scrittura collaborativa. Più persone, sempre, possono lavorare alla stesura di una voce, anche persone che non si conoscono, perché è proprio nell'anima del progetto fare sì che qualunque utente possa apportare modifiche alle voci che già esistono o crearne di nuove. Allora questo però non deve spaventare e mettervi in allarme, perché la modifica o la creazione di voci segue un protocollo molto preciso e comunque esiste un sistema di controllo costante 24 ore su 24 su ciò che viene scritto all'interno di questa grande enciclopedia. E quindi, anche se è vero che trattandosi di un lavoro fatto sostanzialmente sempre da volontari, l'affidabilità di quanto viene scritto, e questo
è citato anche in basso a tutte le pagine, insomma, che voi potete aprire, non è garantita da Wikipedia. Poi però vedremo nel dettaglio che i criteri per cui è possibile infilarci dentro una voce sono comunque, se non ineccepibili, molto più rigorosi di quello che normalmente si pensa se non si è mai fatto la prova. Non soltanto. Wikipedia non è un social network, nonostante si debba mettere un account, o comunque nonostante sia consigliato, anche se non è indispensabile, avere un account, nonostante esista una comunità all'interno della quale chi partecipa alla scrittura è chiamato a intervenire con frequenza, non è un social, quindi non agisce e non si comporta come un social. Non è priva di regole e, pur essendo una enciclopedia, io vi ho detto è aperta alla collaborazione di tutti, e i collaboratori sono volontari, indipendentemente dal loro titolo di studio, dall'età, dalla loro estrazione sociale, dalla loro posizione geografica, non si basa sul principio di autorità, che è quello tipico delle enciclopedie tradizionali. E probabilmente questa caratteristica, insieme al fatto che forse non controlliamo fino in fondo il sistema di validazione dei contenuti, quello che a noi lascia sempre un pochino più perplessi. Così come la conosciamo, questa enciclopedia nasce nel 2001, quindi è un prodotto tutto sommato abbastanza recente. Oggi viene redatta in quasi 300 lingue. Tanto per capirci, intorno a marzo del 2018 aveva avuto più di 16 miliardi di visualizzazioni, e se voi vi muovete sulle pagine, il dato della navigazione di oggi, quello di ieri, relativamente a voci specifiche e a voci che vi interessano nel complesso, piuttosto che di una stesura linguistica particolare, lo potete recuperare, e sono davvero dati impressionanti. Nessun'altra banca dati o fonte online al mondo ne raccoglie così tanti e con la costanza, perché sì, ci sono lievi flessioni o innalzamenti nel corso del mese o dell'anno, però il dato si mantiene sempre abbastanza alto. Se partiamo dal numero delle visualizzazioni e dalla frequenza con cui i nostri studenti a questo strumento si avvicinano, io credo che, e questo lo condivido come pensiero con tutti i miei colleghi, sia molto meglio concentrarsi a comprenderla meglio, a conoscerne il funzionamento, a migliorarla sulle voci che ci interessano per quella che è la nostra pratica professionale quotidiana, a far diventare gli studenti non soltanto degli scaricatori di contenuto, ma degli utenti attivi e consapevoli, piuttosto che stare a fare la guerra a uno strumento che tutto sommato c'è e con il quale dobbiamo sostanzialmente fare i conti nel momento in cui entriamo in classe. Perché usare Wikipedia a scuola? Perché una delle caratteristiche per scrivere le voci è che, non essendo Wikipedia una fonte primaria, non si lavora sulle fonti d'archivio, ma bisogna comunque produrre, perché la voce venga accettata e mantenuta all'interno dell'enciclopedia, un numero che una volta era indicato come minimo di 3 testi a stampa. Oggi naturalmente sono ammesse anche le fonti online e con quelle io oggi cercherò di farvi lavorare, e quindi prima di arrivare a stendere una voce ex novo o a modificare una voce che noi riteniamo o i nostri studenti ritengono non essere ben compilata, bisogna fare un serio lavoro sulle fonti, che credo in ambito storico sia sempre il primo passo che bisogna affrontare, e sicuramente un'abilità che noi ai nostri studenti dobbiamo trasmettere. Vi accennavo prima del fatto che la scrittura delle voci è una pratica collaborativa,
Questo accade in senso lato sempre, perché chiunque di noi può intervenire, anche come utente non registrato, sulla modifica di una voce esistente o sulla creazione di una voce nuova. Il lavoro però che normalmente noi proponiamo, il lavoro didattico, agli insegnanti di fare in classe con i loro studenti quando aderiscono a questo progetto, è quello di dividere la classe in piccoli gruppi, un po' come accadrà a voi oggi nelle stanze, di dare ad ogni gruppo il compito di scrittura o di revisione di una voce, naturalmente supportati da una valida bibliografia e sitografia, e facendoli lavorare con un metodo che è quello che poi l'enciclopedia propone, cioè utilizzando lo strumento della pagina delle prove, che in gergo tecnico si chiama sandbox. Sandbox, come anche a me è stato spiegato, insomma, quando mi sono avvicinata a questo mondo e ho avuto in realtà la grande fortuna che uno degli amministratori italiani di Wikipedia, che non sono tanti, perché anche loro sono dei volontari, sia una mia amica, io in realtà ho scoperto insomma che poi lei come volontariato faceva questa attività solo molto tempo dopo insomma che noi ci siamo conosciute, però proprio discutendo della scarsa conoscenza globale del tema su cui voglio farvi lavorare oggi, che è quello dell'Olocausto del Lago Maggiore. E ho scelto questo tema perché appunto ha delle fonti online, perché vabbè, tematicamente io vivendo a Mena lo conosco, primo appuntamento del calendario civile quando si rientra a scuola è quello del 27 gennaio e quindi mi sembrava che il tema potesse comunque calzare anche per l'esercitazione pratica. Quindi noi discutevamo sul fatto che si faceva molta fatica, non che non lo si faccia più, ma 6 o 7 anni fa facevamo molta fatica come istituto storico a far comprendere in realtà come era strutturata questa strage, quali erano state le sue cause, poi il suo svolgimento, le sue conseguenze, e lei, siccome esisteva una sola voce sul tema, che era una voce controversa, oggi non l'è più così tanto. Voce controversa significa che proprio per i suoi contenuti era una voce che l'amministrazione wikipediana teneva controllata, perché tutte quelle voci che in qualche modo trattano temi scottanti, e l'antisemitismo è uno di quelli, sono a rischio di vandalizzazione, sono a rischio di riscrittura tendenziosa, e quindi c'era questa voce che era quella di Becky Bear, che è la testimone chiave, insomma, un pochino dell'episodio di Meina dell'Olocausto del Lago Maggiore, e lei mi disse vabbè, però possiamo fare una cosa insieme, dice io ho una capacità tecnica, tu hai dei contenuti, noi possiamo provare a riscrivere le voci che già ci sono o a scrivere quelle che mancano, in modo che se uno digita Olocausto del Lago Maggiore o mette il nome di una vittima o quella della testimone, gli appaia subito una pagina e noi siamo sicuri che i contenuti che le persone afferrano così siano corretti. E quindi questa cosa è un pochino cominciata in questo modo. È interessante far lavorare i ragazzi alla scrittura di voci su Wikipedia, un po' perché avete questo strumento della sandbox, della pagina delle prove, su cui contemporaneamente più ragazzi, anche a distanza, possono lavorare, e potete lavorare anche voi, perché avete il link per entrare in quella pagina e quindi potete andare a vedere come il compito di gruppo assegnato magari a casa si sta evolvendo, ma anche perché qualora si decidesse per tante ragioni di non usare quello strumento, la caratteristica di questa enciclopedia, essendo online e avendo un'attrezzatura a livello insomma di database non indifferente, è quella di conservare lo storico di tutte le versioni, di tutte le modifiche, tenendo anche traccia di chi le ha fatte. Qualora fossero state fatte da un indirizzo non registrato, da un utente non registrato, c'è comunque in evidenza, e chiunque lo può vedere, il numero IP di connessione da cui quella modifica è partita, c'è scritto il giorno, c'è scritto l'ora,
e quindi si riesce velocemente a capire intanto se c'è un tentativo di vandalizzazione, una strumentalizzazione nella riscrittura. Ma come docenti quello che noi riusciamo a vedere, avendo i nomi delle utenze con cui i nostri studenti si sono registrati, io posso capire se Mario piuttosto che Gianni o Luisa stanno lavorando tutti, stanno lavorando allo stesso modo, o se, come qualche volta capita nelle dinamiche del lavoro di gruppo, uno sta facendo il lavoro per tutti, uno sta a guardare e l'altro è ancora un pochino indeciso sull'iniziare a lavorare. E questo lo potete verificare con estrema facilità, insomma non serve poi una grande abilità tecnica, in realtà di questo mi sono resa conto anch'io, sembra più complicato di quello che in effetti non è. L'altro aspetto e questo vi assicuro avviene alla velocità della luce, perché un amministratori e i controllori persone reali. Molto del controllo di ciò che viene inserito è affidato a dei sistemi di controllo elettronico, si chiamano bot o robottini, viaggiano insomma con una serie di compiti di coding che sono stati loro assegnati e quindi loro permettono davvero un controllo continuo, vi dicevo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno sull'inserimento dei contenuti. Quando per esempio il robottino si accorge che su una voce che era scarsamente popolata o su una voce nuova c'è un inserimento massiccio di caratteri, individua questa come un'azione sospetta, per cui lui ha la capacità di andare a confrontare il contenuto che è stato inserito così, apparentemente ex novo, in maniera molto veloce, con altri contenuti presenti in rete soprattutto. E se rivela che è stato fatto un copia e incolla, bloccherà quell'utente e metterà un pochino in stand-by quella pagina, mandando naturalmente un avviso di notifica all'indirizzo IP che ha fatto questa operazione considerata non corretta. Perché? Perché oltre a essere necessarie almeno 3 fonti edite per la stesura di una voce, è anche più e più volte sottolineato che l'inserimento dei contenuti deve essere rispettoso del diritto d'autore altrui, quindi è chiaro che io sto lavorando non su fonti di prima mano, ma questo è un terzo livello, per cui è ovvio che mi rifaccio a qualche cosa che già esiste e che si sa. Però il compito di chi compila quella voce è espressamente quello di fornire una visione e una versione scritta che prende in considerazione tutto ciò che ad oggi si conosce sull'argomento, lo rielabora e ce ne dà una versione sostanzialmente nuova, sempre verificabile nelle fonti, perché le fonti non solo vanno inserite a fondo voce con la bibliografia o la sitografia, ma in qualunque passaggio di scrittura della mia voce io faccia riferimento a una citazione, un dato preciso o cose molto puntuali, sono tenuto ad inserire in nota con molta esattezza la fonte da cui ho preso questo tipo di informazione. L'inserimento delle note che è una cosa che poi diventa anche appassionante per i ragazzi, ma che all'inizio loro non riescono tanto a padroneggiare, è effettivamente, secondo me, un elemento di qualità. Se vi presentassero, perché voi avete assegnato loro un compito, una ricerca scritta al computer e nessuno può assicurarvi a questo punto, perché dal foglio stampato voi o anche dal file Word che vi inviano possibilità di risalire alle fonti che hanno usato, non ce l'avete. Difficilmente correderebbero questo testo già con la bibliografia, sicuramente non vi inserirebbero le note. Ecco, una voce manchevole di note o di fonti è una voce che magari viene tenuta aperta dal sistema, ma che viene subito segnalata come carente, deficitaria, e quindi anche l'autore o gli autori sono sollecitati a continuare nel loro lavoro compilativo.
È tutto chiaro fino qua? Ok. Tenete conto che uno dei grandi sostenitori, insomma, di questo strumento era Umberto Eco, che diceva di essere un utente compulsivo di Wikipedia. Lui sosteneva di avere, insomma, di fare fatica ad alzarsi dal divano per andare a prendere il tomo della Treccani piuttosto che di un'altra enciclopedia nella sua libreria, soprattutto nelle ultime fasi della sua vita, e diceva: tanto non ho più bisogno di fare quel tipo di operazione lì, io sto comodamente seduto o davanti al computer o sul divano con in mano uno smartphone e in pochissimi secondi il piccolo dato di conoscenza che mi serve lo recupero. Quindi, insomma, questa è una testimonianza abbastanza confortante, no? Cioè, se lo faceva lui, forse possiamo permettercelo anche noi. Lui certamente non contribuiva poi alla stesura delle voci, però lo usava dall'altra parte. Evidentemente credo si era ben informato, insomma, di tutte le caratteristiche. Allora, io proverei adesso a condividere lo schermo, perché ci sono alcune cose, grazie, no, bisogna di condividere il PowerPoint. Però non te l'avevo mandato, pensavo di farlo io. Sì, io ho gli altri 2 file. Sì, Elena, allora, se quindi... mi mettete in condizione di condividere lo faccio io. Se no te lo spedisco velocemente con una mail e lo fai tu. Chiedo a Stefania... Perché questo è lo schermo di Cinzia. Dove sta il caldo? Lo schermo di Cinzia cosa ci fa? Non lo so, però è arrivato quello lì. Cinzia, perché tu sei qui in mezzo a noi? No, c'è un problema però, Sì. non riguarda te, c'è una cosa strana nella condivisione perché anche prima io ho perso praticamente la possibilità di manovrare Zoom e non so che cosa sia, non è mai successo prima. Allora, facciamo così. Me lo mandi, io, ecco, Te Cinzia, lo mando. grazie. Ok. No, ho interrotto io, Antonio. Ok. Ecco. La condivisione. Prova a lanciare tu, Elena, adesso. Provo? Sì? Sì. Aspetta. Perché nel momento in cui vi ho messo cospiti non ho capito cosa è successo, io ho perso il controllo. Ah, esautorato. No, ma le altre volte non era così, quindi non so. Ok, adesso dovrei farcela. Tutti possono, sì, perfetto. Vedete? Perfetto. Allora, le regole. Scusami, Sì. Elena, se riesci a mandare in modalità presentazione, Sì. si vede più grande perché Ok. qualcuno aveva subito scritto se si può vedere grandino. Ok, così. Perfetto. Diciamo, le regole abbastanza precise e davvero che il sistema fa rispettare, anche se questo potrebbe sembrare un mondo così un po' arraffazzonato, di Wikipedia sono sostanzialmente 5. Sono insuperabili, ma sono soltanto 5. E così, con questa analogia, sono stati chiamati i cinque pilastri. Allora, un'altra caratteristica è che qualunque cosa di cui io vi sto parlando ha all'interno dell'enciclopedia una sua specifica pagina di aiuto e descrizione. Cioè, io prima vi ho detto utente registrato, non registrato, cronologia, eccetera. Se voi lo digitate dentro il sistema di Wikipedia, trovate subito la pagina di aiuto corrispondente. Allora, intanto questa è un'enciclopedia e quindi Wikipedia chiede a chi scrive di osservare al pilastro 2 il punto di vista neutrale. Non bisogna inserire ricerche originali perché, come vi dicevo, l'enciclopedia è una fonte terziaria e quindi questo la mette anche al riparo da minacce legali che potrebbero arrivare o comunque l'apportare
tutte le versioni che la stesura di una voce secondo un punto di vista neutrale comporta, conferisce maggiore obiettività e affidabilità. Per cui questo capita spesso sugli argomenti di storia contemporanea. Qualora l'argomento abbia interpretazioni storiografiche controverse, io non posso limitarmi a citarne una, quella che mi piace o quella che conosco meglio. Le devo inserire tutte e non devo esprimere il mio giudizio personale su quella che preferisco. Questa è l'idea, insomma, della neutralità. Il Wikilove è un pochino il modo di agire e relazionarsi all'interno di questo ambiente. È lo spirito con cui tutti quelli che diventano collaboratori, ma che dovrebbe riguardare anche i fruitori di questo strumento, si impegnano ad adottare. È il pilastro numero 4. È chiaro che normalmente l'utente che scrive una voce è un utente che l'argomento su cui si impegna a scrivere da volontario lo conosce molto molto bene e quindi magari ha anche la voglia, diciamo, di essere l'unico autore di un certo tipo di voci che riguardano un certo argomento e trovarsi la pagina modificata da un autore che magari propone una posizione diversa è qualcosa che non piace, per cui si può assistere a continue riscritture della medesima pagina che poi, se si va a vedere la cronologia, sono imputabili, diciamo, a due persone che stanno un po' litigando a distanza. Per cui questo non è il modo di agire. Se c'è un problema sui contenuti di una pagina, le persone che hanno opinioni diverse devono spostarsi dalla pagina e andare a discuterne in un'area che è l'area di discussione di quella pagina. Se trovano un accordo, bene, se non lo trovano sarà l'organizzazione di Wikipedia che glielo fa trovare, perché al massimo blocca la pagina o blocca le utenze, insomma anche in un modo un po' perentorio, fino a che la questione in qualche modo non viene risolta. Questo è un bel esercizio di cittadinanza per i ragazzi, perché il gioco non può più essere quello di andare a cancellarsi le cose a vicenda, ma bisogna proprio, prima di arrivare a mettere una cosa nero su bianco, essersi ben confrontati fino in fondo ed essere convenuti, diciamo, ad una versione condivisa. E quindi anche questo è un aspetto che a me personalmente piace molto. Vi dicevo, si può essere utenti registrati o si può essere utenti non registrati. Non essere registrati con un account non vuol dire essere anonimi, perché io vi ho messo lì la figurina. Quando si va a vedere la cronologia di ciascuna pagina, se anche la cronologia è stata fatta da un utente non registrato, tiene conto e tiene memoria dell'indirizzo IP, del momento e del luogo da cui è stata fatta quella modifica, e quindi se questa variazione di contenuto fosse tendenziosa, c'è comunque poi modo di risalire. E quindi considerato che gli utenti registrati hanno alcuni vantaggi, per esempio quello di vedersi messa a disposizione una pagina personale e di poter creare numerose pagine di prova. Siccome non è che una volta che voi vi siete registrati vi arrivano le newsletter, le pubblicità o quelle cose lì, vale comunque la pena di farlo. Se si intende fare un lavoro didattico con gli studenti in classe, è indispensabile che l'insegnante abbia la sua utenza, perché questo gli permette, insomma, di monitorare meglio il lavoro che stanno facendo gli studenti, e anche gli studenti devono essere dotati di un'utenza personale. Le utenze collettive, perché succede ogni tanto, la fa l'insegnante, la passa ai ragazzi, non sono contemplate, perché questo interrompe quella possibilità di controllo che invece sta alla base di tutto quello che vi ho sostanzialmente detto prima. Questo è un posto dove non esistono personalismi, cioè voi non potete mettere la vostra firma alla fine di una pagina e quella pagina nel momento in cui voi schiacciate vai online non è già più quella che avete scritto. Dovete essere disponibili a condividerla col resto della rete e gli utenti, vi assicuro, non sono pochi, non lo sono affatto.
è una volontà in qualche modo di mettere ciò che sappiamo a disposizione di un pubblico che fino in fondo non sapremo mai da chi è composto e comunque che non governeremo. Quando ci registriamo, e poi possiamo anche farla tutti insieme questa prova, oggi siamo tutti connessi con il nostro account da casa, con la nostra connessione da casa, e quindi lo possiamo fare in contemporanea. Se fate registrare gli studenti a scuola, tenete conto che dallo stesso indirizzo IP il sistema accetta fino a 5 nuovi utenti registrati ogni ora. Se si supera questo numero, lui lo interpreta come una volontà di violazione del sistema e quindi blocca, per poche ore, ma blocca quell'indirizzo IP. La cosa importante è creare nickname che non vi rendano esattamente così riconoscibili, cioè il nome, punto e cognome non è proprio raccomandato. Però neanche cose estremamente fantasiose, insomma, in qualche occasione ci sono stati insegnanti, poi insomma esistono anche degli account di posta un po' così, no? Cioè Pucciolina 93 magari non è il modo migliore per presentarsi a una comunità di persone che tutto sommato stanno facendo un lavoro intellettuale. La cosa però fondamentale è che bisogna ricordare la mail che si è inserita al momento della registrazione, perché potrete perdere la password e nessuno senza quella mail, nemmeno il super capo amministratore statunitense, potrà ridarvi la password. La password rimane criptata sempre a chiunque. Se no dovete abbandonare quell'account e crearvene uno successivo. Allora, se si vuole provare, e lo potete fare intanto che io parlo, dovete aprire la pagina di Wikipedia. In alto a sinistra c'è scritto registrati. A quel punto nella prima casella inserite il vostro nome utente, quello che scegliete, vi ripeto, non nome e cognome. Sotto vi inventate una password, magari segnatevi anche la password perché può essere importante tenerne traccia, ma non andate insomma in panico se vi dimenticate la password, perché dopo aver riconfermato una password che si chiede insomma che non sia quella che normalmente usate in rete, vi chiede, anche se vi dice che è opzionale, ma voi inseritelo, di inserire un indirizzo mail che sarà quello da cui insomma voi il vostro account lo potrete sempre comunque controllare. Poi vabbè, vi chiede di fare questo controllo, non sono un robot, che ormai quasi tutti i siti chiedono, però da quel momento lì siete degli utenti registrati. Prima di essere utenti registrati con diciamo il pacchetto base completo delle funzionalità che Wikipedia offre, dovrete avere fatto almeno 3 modifiche a pagine che già esistono. A quel punto lì avete il primo livello, è un po' come nei videogiochi. Poi questi livelli in realtà crescono. Le persone che oggi sono amministratori sono utenti molto attivi e quindi si sono visti sbloccare una serie di livelli ulteriori e sono in grado di fare operazioni tecniche decisamente molto più importanti e hanno quindi, insomma, chi ci lavora di più, chi offre più tempo a questo progetto viene ricompensato con una serie di vantaggi all'interno del progetto stesso, che è una pratica di riconoscimento meritocratico che secondo me ha anche un senso, insomma, visto che comunque sostanzialmente non ci si guadagna nulla, se non il piacere appunto di condividere quello che si sa e di vedere la veicolazione. Guardate lì i numeri, cioè questi sono i numeri insomma dell'altro giorno quando io ho fatto questa schermata per voi, per cui è chiaro che un saggio di storia magari non lo leggerebbero se non le 5 persone interessate che abitano nella vostra provincia. Una voce scritta qui, anche se voi non potete magari rivendicarne la firma, è una voce che, e questo lo potrete andare a controllare, sicuramente avrà una serie molto più alta di visualizzazioni e contatti e questo dovrebbe comunque essere un indice di soddisfazione per noi. Allora, state provando a farlo? Non so se qualcuno ha provato e mi vuole dire come è andata. Magari lo scrivono in chat a Nadia.
Però vabbè, non succede niente, una volta che ce l'avete vi arriverà un messaggio di benvenuto, questo fa parte del Wikilove. Sarete all'inizio molto coccolati, nel senso tu ti avvicini e questa è una comunità accogliente. Ti dirà ciao, benvenuto, grazie, che cosa vuoi fare, chi sei, vuoi presentarti. Avrete all'inizio soprattutto molti messaggi incoraggianti di questo tipo. Quando appunto farete le 3 modifiche che vi sbloccano il primo livello, ve lo comunicheranno, vi faranno i complimenti per questo, insomma è un modo graduale di essere inseriti. Modificando voci esistenti, che è la cosa che uno si aspetta essere più semplice, io invece ritengo che assolutamente non lo sia, perché lavorare su un contenuto scritto da qualcun altro che noi non conosciamo e quindi non potendo sapere qual è stato il percorso che lo ha portato a quella stesura, anche se vediamo la bibliografia in fondo, invece è molto più semplice, soprattutto lavorando con gli studenti, creare una voce da zero. Però, siccome all'inizio uno non se la sente e si parte sempre da un'indagine esplorativa e si inizia apportando modifiche anche piccole per impratichirsi a voci che già esistono, aspettatevi di trovare una serie di avvisi, li trovate sulle pagine mentre le navigate. Allora, tutte queste voci qui sono voci che si rifanno al tema, diciamo, della tolleranza e dell'intolleranza, perché su questo tema avevamo lavorato con questo strumento nell'ultima Summer School dell'Istituto Parri. Per esempio, può sembrare, ma ha una sua logica, strano, la voce razzismo, che noi ci aspetteremmo definita, no? Cioè come scolpita nel marmo in un'enciclopedia, è una voce che è segnalata perché non cita le fonti necessarie. Allo stesso modo, questo avviso lo trovate se voi cercate la voce pari opportunità. Quando l'utente si trova davanti a questo tipo di avviso, il primo lavoro che deve fare sulla voce in questione è quello di recuperare più fonti e di implementare le fonti prima che di lavorare, diciamo, sul corpo della voce. Per esempio, ci sono voci di recentissima creazione, come era stata, vi ricordate c'è stato questo episodio di razzismo quest'estate, quindi Wikipedia intercetta anche molto velocemente quelli che sono gli umori della grande comunità che intorno ad essa naviga. Cioè, probabilmente è successo qualche cosa a George, tante persone hanno messo su Google, che è strettamente legato a Wikipedia, ma non è Google che la sponsorizza, è Wikipedia che in qualche modo gli cede i contenuti. Poi sulla non commercialità di questo strumento possiamo anche fare un ragionamento. Quindi se tanti cercano quella voce, non che esattamente venga generata automaticamente, però c'è qualcuno che si attiva, cioè scattano dei segnali di attenzione. E quindi questo avviso che potrete trovare si riferisce a eventi ad alta visibilità e possiamo aspettarci che molto velocemente il contenuto di questa voce verrà implementato e c'è una sorta di invito tacito a essere fra quelli che lo implementeranno, però è chiaro che fino a che resta a questo livello non possiamo farci troppo affidamento. C'è poi il problema della disambiguazione, che riguarda non solo la Wikipedia in lingua italiana, che tanto per darvi 2 dati, è quella che sulle 300 versioni linguistiche si colloca di solito fra l'8° e il 10° posto per numero di contenuti, quindi in Italia è uno strumento molto utilizzato, molto utilizzato. Ci sono termini che lessicalmente possono avere più declinazioni semantiche e quindi l'avviso in cui capita abbastanza frequentemente di imbattersi è: ma tu di quale uguaglianza stai parlando? E perché non è detto che, cioè me lo devi specificare, perché magari ti riferisci a un gruppo musicale, a una relazione matematica piuttosto che a un concetto astratto di sociologia, e quindi io non potrò verificare la bontà del tuo contenuto se tu prima non mi avrai capito in che ambito vai questo contenuto ad inserirlo.
Poi ci sono le voci orfane. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno dei sistemi di validazione interno è quello che ciascuna voce, con quelle parole calde si chiamavano una volta, con quelle scritte blu che vi rimandano ad altri contenuti all'interno di Wikipedia, quindi le voci che appartengono in qualche modo allo stesso ambito, alla stessa tematica, si autosostengono a vicenda. Per cui se una voce ha pochi collegamenti o ne è completamente priva e quindi non ha qualcuno che la sostiene all'interno dell'enciclopedia, è una voce considerata debole. In questo caso l'avviso è doppio, perché questo state building è un concetto insomma particolare all'interno del tema tolleranza e intolleranza, e il secondo livello di avviso vi dice che la rilevanza enciclopedica di questa voce è stata messa in dubbio. Allora, una caratteristica di un'enciclopedia, oltre al principio così di neutralità, è quella di rispettare il principio di enciclopedicità. Cioè non c'è ragione perché su di me esista una voce all'interno di Wikipedia. Io non ho le caratteristiche per entrare in un'enciclopedia stampata, ma neanche sull'enciclopedia online. Poi domani mattina, presa da protagonismo, posso alzarmi e crearmela, però è facile che me la chiudano molto velocemente perché io non sono un soggetto enciclopedico. Con episodi di storia locale contemporanea, noi ci siamo all'inizio del progetto imbattuti in questo problema. Cioè noi avevamo fatto una ricerca, avevamo trovato delle fonti che non sempre erano delle fonti pubblicate o non sempre ce n'erano almeno 3 per ogni voce che volevamo costruire, e quando eravamo andati poi ad inserirle, la risposta che avevamo avuto proprio in termini di mail e di messaggi era stata che stavamo inserendo cose la cui enciclopedicità che per noi era certa, non lo era altrettanto per il sistema di controllo. Voci di vittime della Shoah, voci biografiche di partigiani, piccoli episodi di guerra appunto che si sono verificati in uno dei vostri territori, che magari è un argomento su cui vi interessa particolarmente lavorare con i vostri ragazzi, però il contatto diretto che abbiamo aperto, diciamo, con l'amministrazione con gli amministratori di Wikipedia e in particolare con la persona che vi dicevo mi ha introdotto un pochino a questo mondo, ci hanno permesso di superare questo scoglio iniziale, perché nel momento in cui tu stai facendo un'operazione di questo genere e avvisi chi fa l'operazione di controllo, vieni messo un pochino sotto osservazione, ma se rispetti tutti e 5 i pilastri e tendi comunque a fornire tutta una serie di supporti a livello di fonti, anche l'argomento che inizialmente potrebbe essere giudicato non enciclopedico viene comunque inserito. C'è una storia bellissima su questo caso particolare della non enciclopedicità, che è la voce biografica di un deportato torinese, Remo Iona. Mi piace sempre ricordarlo perché era la voce con cui aveva iniziato a lavorare Flavio Febraro, che è un nostro collega che si è molto dedicato a questo progetto, che è scomparso un pochino più di un anno fa. E insomma, quindi è anche bello ogni volta che noi andiamo in giro a raccontare questa cosa, ricordare che Flavio insomma ci si era dedicato ed è stata anche un po' la sua battaglia iniziale, che poi ci ha fatti entrare un pochino più nel progetto. Su 900.org, che è stato molto citato all'inizio, ci sono tanti articoli a firma sua e di noi altri, insomma, che un po' ci occupiamo di questo argomento, e se decidete di proseguire in questo cammino, io vi consiglierei proprio di andarveli a leggere, perché sono quasi tutti portatori dell'esperienza che con le classi o con gli insegnanti noi in questi 4-5 anni abbiamo fatto, per cui molte delle difficoltà che potreste trovarvi davanti lì sono già state incontrate da qualcuno e vi viene anche un pochino offerta la soluzione per risolverle. Questa è la cosa che invece vi dovrebbe preoccupare meno, nel senso che questa voce non è ancora formattata secondo gli standard.
se avete in mente la schermata che vi appare quando aprite una voce, c'è una formattazione che da un punto di vista tecnico, soprattutto se uno lo fa non con la modalità testo, ma con la modalità che il sistema ha al suo interno e che io non so assolutamente usare, per esempio, potrebbe sembrare un ostacolo insormontabile. In realtà la comunità e lo spirito Wikilove vi dicono: conosci il contenuto, mettilo dentro. Passerà qualcuno e questo aspetto disordinato te lo risolverà, perché lui il contenuto non ce l'ha, ma tecnicamente è molto bravo. Piuttosto che avere un contenuto mancante, meglio avere un contenuto non formattato. E così via. Qua, per esempio, è l'ultima cosa in cui vi potreste imbattere. Se voi, adesso non so se è ancora così perché io ieri non ho ricontrollato questo veramente, se io digitavo differenze di genere, la voce mi risultava non con un avviso e quindi imperfetta, ma mancante. E lui mi invitava, vedete la riga rossa, a crearla. Se io, quando mi appare un avviso di questo tipo, ci clicco sopra, vengo automaticamente reindirizzato alla creazione di quella voce. Poi posso decidere di farlo o non farlo, di metterla nella pagina di prova, di metterla online, cioè dipende. Certo che se io sto cercando perché ho bisogno di un contenuto e scopro che il contenuto è mancante, è difficile che all'improvviso sia in grado di riempirlo, però vi segnala la mancanza e vi invita appunto a riempirla con la creazione di una voce nuova. E io ho fatto poi ieri, perché naturalmente non potevo evitarlo, manca l'Istituto Storico di Vicenza, manca l'Istituto Storico di Belluno, questo è un invito a voi per fare i compiti durante le vacanze di Natale, quello di Verona, quello di Venezia, e ho fatto a tratti dei doppi controlli, perché magari io scrivo differenze di genere e al plurale non esiste, ma se scrivo differenza la voce c'è già, devo stare attenta perché non devo creare dei doppioni, perché poi c'è il problema della disambiguazione. Allora mi sono detta, ma davvero Venezia non ha come istituto la voce? Sono andata su una figura che per quell'istituto è una figura cardine e se voi vedete la sigla IVESER, Istituto Veneziano, è nera, quindi vuol dire che la voce di Snenghi non si appoggia all'interno in modo non orfano alla voce dell'istituto, perché sennò sarebbe blu. E quindi insomma si può fare. Per gli altri avevo fatto poi il controllo dalla pagina dell'Istituto Nazionale ed in effetti anche lì risultate mancanti. Poi se lo volete riempire lo riempite, se no arriverà qualcuno che farà questa cosa. Per fare le modifiche, nel momento in cui iniziate a lavorare, voi potete fare la scelta di pulsante fra modifica, che è quella che io vi consiglio, perché a quel punto vi appare un foglio di lavoro che è esattamente identico a Word. Oppure se siete bravi, se siete esperti, e questo è quello che fanno in realtà gli amministratori, si lavora con un sistema anche di simboli, potete fare modifica Wikitesto. Ecco, se lo schiacciate per sbaglio poi secondo me vi scoraggiate, perciò questa cosa tenetela presente. Vi dicevo, molto interessante l'aspetto di poter controllare la cronologia. Quindi io, aspettate, vedete che c'è anche il bottone cronologia. Io sono su una pagina che mi interessa. Voglio capire quando è stata creata, quanto frequentemente viene modificata, se chi la modifica è chi la crea, se sono altre persone, se ci sono delle ricorrenze. Se sto lavorando con i miei studenti, voglio capire quale dei miei studenti sta facendo che cosa, ovviamente. Quindi posso andare a verificarlo schiacciando cronologia, mi appare l'elenco disteso e posso proprio recuperare tutto, non c'è niente, ma niente che si può perdere in questo sistema. E addirittura vedete che ci sono le prime due voci che sono contrassegnate da un pallino. Io posso mettere a confronto e andare a capire veramente fra la versione penultima e l'ultima che cosa è stato cambiato e casomai anche decidere di ripristinare quella precedente perché funzionava meglio. Questa è la voce di cui vi parlavo all'inizio, insomma quella che ha dato un po' l'avvio. Quando è stata creata nel 2009, la voce di Becky Bear
appariva esattamente così. Io, per saperlo, ieri sono andata alla prima riga che trovo nella sua cronologia, ho fatto la schermata e questa, vedete, non era formattata, non apparivano sostanzialmente ancora Montefonti, e in ogni caso questa voce, per vostra conoscenza, è stata creata immediatamente dopo la morte di questa persona. Quindi da una parte forse c'era la volontà di lasciare traccia di lei, perché era una persona che faceva un'attivissima attività di testimonianza sulla Shoah, in particolare sull'episodio di cui lei era stata spettatrice, perché fortunosamente lei e la sua famiglia erano riusciti a scampare alla strage. Siccome non è che sempre necessariamente, vi dicevo, su questi temi tutti siano animati dalle migliori intenzioni, poteva anche essere che invece chi la stava compilando avesse come scopo quello di dire che in effetti forse il suo valore testimoniale non era così grande. All'inizio non è così semplice capirlo. La voce oggi è molto diversa, nel senso che è formattata, non è più una voce sotto controllo, nel senso che tutta la discussione che intorno a questa stesura e quindi a questa figura, ai valori che rappresentava, all'azione di testimonianza che faceva, si è da una parte stemperata e dall'altra, diciamo, è arrivata ad una visione condivisa. Ormai sono 11 anni che lei è mancata e quindi il tempo ha mitigato tutta una serie di faziosità. E potete andare a cercare, così come oggi. In questi 10 anni ci sono stati tanti elementi di ricerca storica che sono stati pubblicati, che su questi episodi particolari hanno portato tante fonti in più che noi possiamo utilizzare a supporto della stesura di queste voci, e quindi il lavoro che io vi proponevo di fare adesso, dovrei essere stata nel tempo, era questo. Allora, questa è la sua voce, così come la potete vedere, era ieri sera, ma immagino che oggi non sia diversa, insomma. In 2 minuti, Meina è un piccolo centro. E qui si verifica uno dei 9 episodi di una strage diffusa che è l'Olocausto del Lago Maggiore. La strage a Meina avviene fra il 22 e il 24 settembre del 1943, perché il territorio è stato invaso immediatamente dopo l'armistizio. Le compagnie tedesche, che sono sostanzialmente quelle che erano state sul fronte orientale, sono di stanza non qui in paese, ma in uno dei paesi vicini, diciamo a 15 chilometri. In questo paese la famiglia di Beki, che è una famiglia di ebrei di origine turca che poi insomma hanno vissuto in altri posti d'Europa e sono arrivati in Italia in tempi abbastanza recenti, possiede un albergo. All'interno di questo albergo, per tante ragioni che possiamo tutti immaginare, il lago, la Svizzera, la confusione di quel periodo, sono presenti, oltre a loro, che sono 6 persone di religione ebraica ma con passaporto turco, e la Turchia è neutrale rispetto alla guerra in questo momento, ci sono altri 16 ospiti, alcuni italiani. Molti di loro sono arrivati da Salonicco e sono qui in attesa, non si sa bene di che cosa, fondamentalmente di un posto più sicuro. Non tutti evidentemente erano intenzionati a provare a rifugiarsi in Svizzera, e sono gruppi familiari quelli che arrivano da Salonicco. La storia insomma di Salonicco è molto complessa. Fra questi, Becky all'epoca è la più piccola dei fratelli Beara, ha 14 anni. Nella famiglia Fernandez Diaz ci sono il nonno, la coppia di genitori e 3 figli piccoli, Jean, Robert e Blanchette. Uno ha la stessa età più o meno di Becky e siccome sono ospiti dell'albergo da diversi mesi hanno anche sviluppato un'amicizia. Gli altri 2 sono più piccolini. Allora, la famiglia Bear si salva grazie all'intervento del viceconsole proprio perché ha il passaporto turco, se no sarebbero stati, insomma, perché all'inizio vengono catturati anche loro. La strage avviene al 22, ma c'è un imprigionamento precedente che comincia il 16 di settembre. Quindi lei assiste sostanzialmente alla prigionia
e all'uccisione, anche se non fisicamente al momento in cui vengono uccisi, ma è lì e li vede portare via ad un certo punto dall'albergo e siccome i ragazzini sono allontanati per ultimi insieme al nonno, sono già riemersi in quella mattina in cui loro vengono portati via dal lago i corpi degli adulti portati via il giorno precedente e si è capito benissimo che fine hanno fatto. Da qui nasce il suo impegno di testimone, che arriverà fino al processo di Osnabrück, insomma, poi la storia della strage è complessa e c'è una pagina, Olocausto del Lago Maggiore, che voi avete fra le fonti, perché in realtà le voci che non ci sono, che sono state oggi sdoganate dall'idea di essere non enciclopediche, sono quelle dei tre fratelli, o perlomeno sono abbozzate, possono essere migliorate. Io vi ho messo una serie di fonti online con cui provare ad andare a rivederle, semplicemente a modificarle e implementarle. Però siccome sono 9 i comuni delle 2 province, Novara e VCO, in cui questa strage si consuma, fra il settembre e l'ottobre del 43, ci sono ancora vittime che una pagina non ce l'hanno e quindi su una di loro vi ho messo dei materiali e potreste provare a costruirla. Questa è l'abbozzo di voce di Blanchette. Suo fratello Pierre ha una voce decisamente più completa e ricca. Per esempio Giacomo Diena, che è uno delle vittime di Novara di cui vi ho messi i materiali, l'ho rifatto ieri sera, quindi sarà ancora così, non credo che nessuno di voi mi abbia preceduta stanotte, la voce non ce l'ha, quindi se uno va su quel link rosso, gli si apre e ha la possibilità di cominciare a metterci dentro qualche cosa. Poi domani mattina lo spiego io alla mia amica amministratrice che oggi abbiamo fatto questa esercitazione, gliel'ho già un po' accennato oggi, perché adesso ovviamente poi se siete più di 100, no? Tutto questo movimento sarà individuato come un movimento sospetto. Non so se sono stata chiara rispetto al lavoro che vi chiedo di fare. Allora, potreste avere registrato mentre parlavo una vostra utenza oppure no, ma questo non fa la differenza. Adesso Antonio vi manda o vi condivide un file che ha il nome della vittima e i materiali a livello di fonti di riferimento per la stesura della biografia di quella vittima. La pagina potrebbe esserci in forma bozzata o potrebbe essere mancante. Voi siete invitati a fare una prova e poi quando ci rivediamo, io poi magari giro anche nelle stanze, mi dite quali sono le difficoltà che avete incontrato, perché prima di proporre la cosa agli studenti uno deve aver provato su se stesso, no? Qual è effettivamente il grado di disagio o di difficoltà che si potrebbe incontrare. Quello che avete è abbastanza corto da leggere, naturalmente poi ci sono fonti pubblicate, però non avevo modo di mandarvi e non c'è il tempo perché voi leggiate chissà quante cose, no? In 30 minuti e quindi ci accontentiamo di un tentativo minimo proprio per testare un pochino quali sono le difficoltà. Posso aggiungere una cosa, Elena, perché certo. era successa quando era venuto Flavio, sono contenta che l'hai ricordato qua a Verona. Cioè, è vero che Wikipedia non è autoriale, ma le pagine a cui attingiamo sì. Sì, Cioè, sì. Allora io vi ho scelto delle fonti, no? Cioè, non è che possiamo fare copia e incolla come diciamo non debbono fare gli studenti e noi fare la stessa cosa, perché immediatamente se ne accorgono. Cioè, c'era capitato che fosse stata controllata. Se voi inserite un contenuto, allora si può anche inserire, allora mettiamo che uno di voi sia autore di un articolo, di un saggio o di una pagina di un libro su un argomento particolare su cui vi interessa creare la pagina perché non esiste. Lo potete inserire anche integralmente, ma dovete avvisare loro, e c'è una procedura spiegata nella pagina d'aiuto specifica per farlo. A quel punto vi rilasciano l'autorizzazione che si chiama ticket e non succede niente. Wikipedia è libera perché non accetta la pubblicità, per essere neutrale e per non essere influenzabile. Wikipedia è libera perché rilascia i suoi contenuti in licenza Creative Commons e se voi ci infilate un contenuto vi impegnate moralmente e legalmente a rilasciarlo con la stessa licenza libera. È lecito copiare e incollare da Wikipedia, questo lo dice la legge. Poi che non sia la cosa migliore che uno deve fare per imparare, siamo tutti d'accordo. Però quello che mettete lì lo state donando al mondo.
e loro allo stesso modo non vogliono incorrere in difficoltà legali. E comunque la rielaborazione è il passaggio che chi scrive la pagina deve necessariamente fare, se no non ha senso. Cioè, se c'è già sul mio sito dell'Istituto Storico, perché io ce lo devo copiare dentro? A uno che mi chiede gli do l'indirizzo del mio sito. Ma è stata una mortalità. Se vuoi riprendere, vai pure. Allora, vabbè, intanto saluto Raffaella Citeroni, perché poi sennò mi dimentico di farlo da prima che volevo salutarla. Sono contenta di rivederla dopo tanto tempo, ma è una cosa fra me e lei, mi sono permessa in avvio. Allora, io sono entrata in un po' di stanze. Allora, è chiaro che avete avuto un po' poco tempo a disposizione e anche le cose che io vi ho detto nel giro di un'ora non erano tanto tecniche. Tenete conto che di norma il percorso formativo che si offre agli insegnanti, insomma, per poi avviare con serenità questo percorso è di almeno 6-8 ore proprio pratiche e 2 ore che sono molto più ampie di quanto vi ho detto sulle caratteristiche. Poi a qualcuno ho raccontato delle cose. Allora, esiste una versione che si chiama Wikidia, che è rivolta ai bambini della scuola primaria, quello di Wikipedia è un ambiente ricco e complesso, perché ci sono altri progetti che fanno parte di Wikimedia in realtà e non soltanto di Wikipedia, che è uno di questi progetti, e sono tutti questi qua: quello sul dizionario, quello su Commons, quello sui contenuti, quello sulle immagini. Sono a loro volta delle banche dati differenziate. Quello che vi dicevo, provo a farlo più ampio, così lo vedete meglio. Si possono scrivere libri, cioè esiste la possibilità con Wikibooks, ci sono le notizie, quelle che vi accennavo prima, no? Le licenze di utilizzo con cui voi vi impegnate a rilasciare i contenuti e con cui vi impegnate ad avere creato i contenuti che inserite. Questa è una cosa importante sul diritto d'autore. Tante volte noi non lo sottolineiamo abbastanza con i nostri studenti, no? Quando fanno le ricerche, quando fanno un video, loro anche la musica la prendono ovunque, no? Cioè ci sono delle regole che si devono rispettare. E questo sistema sul rispetto di queste regole è molto fiscale. Io dedicherei quest'ultima, proprio ultimissima, più che a dubbi che sicuramente vi sono venuti, magari a qualche curiosità che avete, o se, vabbè, al di là che qualcuno era in difficoltà perché non aveva scaricato precedentemente il documento da usare, e se qualcuno invece è riuscito almeno a provare a fare una modifica, magari se vuole dirci com'è andata, che tipo di problema ha incontrato, giusto per poi provare a fare un ragionamento su quello che potrebbe essere il lavoro in classe, ecco. Scusa, siccome non ho ricevuto domande in chat, chiederei a chi vuole intervenire magari di segnare in chat la richiesta di intervento, almeno da mettere ordine, perché io non vi vedo, non vedo le 4 pagine contemporaneamente e faccio fatica a darvi la parola, quindi la diamo, allora chiedetela in chat. C'è Claudia che dice che per la stanza 15 è riuscita ad aggiungere 2 righe. Ok. Se riuscite a vederle, no. No, in questo momento no. Se Claudia vuole intervenire. No, solo per le mie compagne di stanza. Ah, scriveva a noi per le sue... Ok. Ah, scusi, ma non se mi sono volete accorta dire... di aver scritto a voi. No, ma se Claudia, se vuole dire No, è perché io sono stata anche reindirizzata alla stanza 15 e sono arrivata in ritardo e vi ringrazio, cioè ringrazio le mie colleghe della pazienza. Ok. Ecco, prima aveva scritto Gianluca Capristo che si era iscritto, si era registrato in Wikipedia. Non so se voglia dire qualcosa. No, nulla di particolare. No, ho seguito solamente le istruzioni che mi sono state impartite di iscrivermi in Wikipedia. Nulla di particolare. Ecco. Ha già ricevuto l'avviso di benvenuto? Lo dico subito. Io sono andato sulla... Non l'ha ancora trovato nelle notifiche.
perché di solito è immediato, perché quello lì c'è un robot. È sicuramente un mondo anche affascinante. Dicevo prima ad alcune colleghe, si può lavorare bene in team con i colleghi di lingua straniera, perché, vi dicevo, con 300 versioni linguistiche esistenti, naturalmente quella che ha i contenuti, benché l'Italia si posizioni molto in alto, più numerosi, diciamo, è quella della comunità anglofona in tutte le sue sfaccettature. Quindi è possibile che un argomento manchi nella versione italiana, ma si può naturalmente andare a verificare se esiste nella versione, insomma, inglese, americana. Mi dicono gli esperti che per correttezza e completezza dei contenuti bisognerebbe fare riferimento alla versione in lingua tedesca, che non vuol dire che è quella della Germania, perché ci sono tanti italofoni che scrivono nella versione italiana e questo la fa salire di molto nella classifica, non dall'Italia, esattamente come se uno di noi avesse una buona padronanza di un'altra lingua e decidesse, no, di implementare quella versione linguistica lì. Non c'è una corrispondenza, diciamo, con gli stati, c'è una corrispondenza con le comunità linguistiche. Per alcune di queste comunità, l'esempio più noto, voi ve lo ricorderete perché eravate l'anno scorso in Casa della Memoria, è quello dei Cebuani, questa comunità linguistica, insomma, di una zona tropicale che non ha un patrimonio scritto, ma soltanto un patrimonio orale, e che quindi utilizza Wikipedia per crearsi proprio un patrimonio di documenti scritti, che è un'operazione tutto sommato interessante anche da un punto di vista sociologico. Poi vabbè, ci sono tante comunità che danno anche un po' il polso di quando una lingua ha la possibilità di andare alla rete, quindi queste lingue che corrispondono a quelle zone non ci sono ancora dentro perché non possono semplicemente collegarsi, ma appena ne hanno la possibilità cominciano a essere attive e quindi le possiamo ritrovare. Funziona naturalmente il sistema. Vai. No, finisci. No. Perché faccio prima forse a leggerli che a incollarli, perché allora Monica dice che ha provato a creare la pagina di Diaz, Blanchett, ma è stata cancellata con una motivazione. Non so se vuoi discutere di questo. Elwood, discussione e contributi, ha cancellato la pagina. Però se volete intervenire, intervenite, Monica, così magari parliamo insieme. Pagina o sottopagina vuota, vabbè, insomma, allora, sì, sono Monica, sì. Aspetta che accendo magari anche la telecamera. Sì, noi abbiamo fatto questa voce prendendo dai contributi che c'erano stati dati e era scritto nella pagina a cui io ho fatto l'accesso, crea pagina. E ho provato a creare questa pagina. Abbiamo scritto 3 righe di biografia di questa Blanchett prendendo da altre fonti che c'erano state date e poi alla fine ho creato la pagina e la pagina si era creata. Quando sono ritornata adesso per condividerla ho trovato che me l'avevano cancellata con questa motivazione. Sì, perché questa operazione qui non l'ha fatta qualcuno che l'ha letta, questa operazione qui l'ha fatta il sistema automatico, perché in realtà la pagina di Blanchett esiste e quindi la tua è stata identificata come un doppio. Aveva meno contenuti perché lui conta i caratteri di quell'altra e quindi certo. ha pensato poi è abbastanza probabile che adesso arrivi una notifica all'interno della casella dell'utente in cui ti dice guarda che abbiamo fatto questa cosa, o comunque se uno pensa che ha sbagliato e vuole capire bene e ci si può riferire direttamente a chi ha fatto l'operazione, perché noi lo vediamo chi ce l'ha chiusa, insomma, e dirgli guarda io forse ho sbagliato, però il mio contenuto è interessante, che cosa devo fare? E allora verranno fornite le istruzioni per procedere. No, scusami se io pensavo fosse dove abbiamo fatto il contributo,
una pagina che non aveva alcune informazioni, cioè magari un sito, che ne so cosa, penso che sia una biblioteca questa qui, library, eccetera, che non avesse nessuna informazione. Invece molto probabilmente io ho aggiunto nella stessa biblioteca le stesse informazioni che loro hanno in modo più ampio. Può essere che sia stato questo, sì, perché facendo di fretta e a caso... No. Però diciamo una cancellazione così rapida dipende dal sistema automatico. Ecco, siccome un po' tutte le voci sulla Shoah hanno un livello di attenzione alto, perché insomma poi ci sono anche delle modalità di vandalismo, non lo so, mettere alcuni caratteri in grassetto per arrivare a comporre poi all'interno della pagina una scritta che si legge, cioè una pagina, come vi dicevo, che nasce un po' all'improvviso e che risulta essere già esistente, loro preferiscono bloccarla. Poi, se la persona è dotata delle migliori intenzioni e sa di avere qualche cosa di importante da dire e non è un vandalo che passava di lì, di solito si mette in contatto attraverso lo strumento della pagina di discussione e si arriva a valutare in che modo sia meglio procedere proprio per non creare disordine, perché 2 pagine non andrebbero bene, ma anche per essere utili e collaborativi. Grazie. Io ho 2 domande, non capisco perché una viene da Giampiero e una da Antonio, ma immagino che riportino le domande di qualcun altro. Sì. Una è chiedo se tra le Wikipedie del mondo c'è travaso di voci o se sono tradotte. No, quello che dicevo prima. Allora, è possibile, perché questo è ammesso, qualora nella versione linguistica che io sto usando una voce sia mancante, ma io appuro che esiste in un'altra versione linguistica, con il sistema della traduzione automatica proprio travasarla pari pari. È chiaro che questo correttore linguistico qualche imperfezione ce l'ha. Io consiglio piuttosto di coinvolgere i colleghi di lingua straniera che magari ci aiutano ad intervenire sulla prima traduzione automatica che viene fatta. Questo è previsto, ma infatti alcune comunità linguistiche che sono formate, non lo so, da 100.000 individui e voi li vedete che hanno milioni di voci attive, che cosa fanno? Traducono nella loro lingua i contenuti in genere anglofoni, proprio perché per loro a livello identitario è importante una presenza massiccia su Wikipedia per essere riconosciuti come comunità degna di tutta una serie di cose, quindi questo sì è previsto. Ecco, un'altra domanda: come superare la diffidenza di tanti colleghi verso Wikipedia? Allora, secondo me bisogna metterli davanti alla pagina e dire loro: guarda, queste sono le regole, trova le fonti e scrivi la voce, e poi io la vado a controllare, verifico che non sia una voce orfana, che non sia carente di fonti, che sia ben formattata, perché sembra, però io vi assicuro che su alcune voci che fanno parte insomma dell'Olocausto del Lago Maggiore, io ho fatto tanti piccoli interventi e tante correzioni, ma nonostante credo insomma di essere piuttosto informata su questo argomento, non è che io poi sia riuscita a produrre un numero di voci e a creare una massificazione, perché scrivere la voce rispettando le regole, avendo le fonti a disposizione, creando un contenuto nuovo dal punto di vista linguistico e corredandole delle note, della bibliografia e della sitografia è un lavoro lungo. Soprattutto se lo fai insieme agli studenti, perché devi anche controllare quello che stanno facendo loro. Dicevo prima a qualcuno in un gruppo, se una classe lavora con un insegnante per un anno, è ragionevole che si scrivano 3 voci, non 30, cioè nessuno, a meno che faccia quello dalla mattina alla sera e basta, nessuno senza copiare contenuti precedenti è in grado di fare, facendo questa attività accanto alle altre, un contenuto alla settimana.
non siamo in grado noi e non sono certamente in grado i nostri ragazzi, soprattutto se noi chiediamo loro di lavorare in gruppo, di confrontarsi, di fare tutto questo lavoro che è anche un lavoro di socializzazione che non è né banale, insomma, né irrilevante. Non abbiamo fatto vedere i video, ma poi magari uno glielo potete mandare, tanto poi usciranno con la Summer, Nadia. Io penso che noi possiamo tranquillamente mandarli in giro, no? Cioè non è che noi non lo diciamo, no, però... No, nel senso poi vengono pubblicati su Sì, 900. poi saranno comunque pubblicati su 900.org, perché i video erano esattamente la testimonianza di 2 insegnanti, uno della secondaria di primo e uno della secondaria di secondo grado, che hanno fatto il percorso con le classi e vi raccontano un po' come l'hanno organizzato e un po' con che esiti questo percorso si è concluso. Ma non è che abbiamo preso due esempi buoni, perché in realtà esempi negativi fino a qui non ne abbiamo incontrati, cioè non c'è nessuno che ha fatto tutto e poi ha detto è stato inutile, non è servito a niente. C'è però una buona, insomma, un 30% di quelli che il percorso lo iniziano che poi lo trovano oneroso dal punto di vista proprio delle letture che devi fare, delle ore che devi dedicare, e che quindi non arrivano nei loro studenti a compilarle le voci, perché effettivamente è una cosa un pochino più impegnativa di altri progetti che magari poi uno decide di affrontare con la classe. Questo sì, io ve lo dico, ma con onestà, perché mi sembra corretto. È un mondo articolato, secondo me, con tante potenzialità, e che vi arricchirà e che arricchirà la relazione fra voi e i vostri studenti, però non è una cosa che si risolve in un'ora alla settimana, cioè le fonti vanno trovate, vanno lette, vanno analizzate, i ragazzi vanno guidati, i testi sarebbe bene che fossero in un italiano corretto, quindi poi avete anche quel carico lì, no? Cioè è come se si pubblicasse un libro, tutto sommato, cioè poi uno anche la correttezza linguistica la deve fare. E quindi, non so, non è come scattare delle fotografie e poi fare l'ingrandimento e appendere nel corridoio della scuola. È un po' oltre fare il cartellone, perché ha una visibilità pubblica potenzialmente planetaria. Cioè, quindi comunque prima di licenziarla una voce, insomma, uno ci pensa anche bene. Sotto non c'è il vostro nome e cognome, però siete sempre in qualche modo così rintracciabili e identificabili. È un lavoro che dà molta soddisfazione, che però richiede molto impegno. È un lavoro quasi sempre annuale nella proposta che facciamo noi, proprio perché ha bisogno di essere affrontato con tutta la calma e tutta la disponibilità di tempo che richiede. Elena, allora Antonio mi ha girato sulla chat un intervento di Lorena Mazzeraca che diceva che dalla stanza 10 avevano dubbi sul tipo di modifica che aveva senso, fra virgolette, apportare alla voce. Ma poi volevo anche dirti, fra le presenti c'è una collega qui di Verona che ha lavorato con la sua classe, quindi se abbiamo 2 minuti magari possiamo anche sentire la sua esperienza, se dici, sono già le 6:30, insomma, vedi. No, dalle la parola a 5 minuti. E le modifiche che hanno senso non sono per tutti le stesse, cioè io, è questo un po' il discorso di che cosa è enciclopedico e del punto di vista neutrale, no? Meglio un'informazione in più che un'informazione in meno, non devo essere io a censurare e a limitare la possibilità di conoscenza di altri. Quindi la modifica magari è minima, però introduce un elemento che altri, perché mancava la fonte o perché non ci hanno prestato attenzione, hanno trascurato. È importante che gli elementi ci siano tutti. Ok, allora io chiamerei in causa Valeria De Fraia, che è la collega qui di Verona, se ha voglia di dirci, perché dopo che è venuto Flavio lei ci ha lavorato sul serio con la classe alla scuola secondaria di primo grado, quindi nemmeno con ragazzi tanto grandi. Se vuoi dire 2 parole di come funziona e confermarci che si può fare. Non ti sentiamo, Valeria? È strano perché l'audio sembra attivato ma non ti si sente.
Prova a cavare le cuffie. Ecco, adesso si sente, giusto? No, ci siamo. Era infilato male. Allora, si può fare davvero, io non, cioè ero un po' perplessa, diciamo, inizialmente, volevo comunque, era già un paio di anni che proponevo dei laboratori di storia, ma di tipo diverso, e ho voluto provare ed effettivamente è stata una bella esperienza. Allora, lo dico, io non ho lavorato con una classe, ma ho lavorato con, diciamo, le eccellenze, diciamo così, della scuola, quindi ho lanciato l'invito a chi era davvero interessato a un lavoro del genere, facendomi consigliare anche dalle colleghe delle classi per farmi indicare gli alunni che potevano essere effettivamente motivati a questo lavoro. Quindi lavoravo, diciamo, con alunni, era un progetto proprio per le eccellenze. Se lavoriamo tanto per i ragazzi in difficoltà, è giusto, ci siamo detti, lavorare anche con quelli che sono motivati, che hanno voglia di fare, che hanno effettivamente anche tanto da dare. L'ho organizzato durante le mattine, diciamo, non era un laboratorio extracurricolare, ma all'interno della mattinata loro in certe ore uscivano dalle loro classi e ci trovavamo a lavorare insieme. È un lavoro che a loro è piaciuto davvero molto, proprio ha dato loro molta soddisfazione. Penso che Erika Pontani, che è qui con noi, che aveva un gruppetto di suoi alunni, penso che possa confermare che i suoi alunni siano stati veramente soddisfatti della cosa. Abbiamo lavorato inizialmente proprio sui 5 pilastri, perché dovevano capire come muoversi, quali erano le regole da seguire. Poi abbiamo fatto la voce la nostra scuola è dedicata a Vittorio Fainelli, abbiamo pescato questo personaggio, nessuno sapeva chi era. Abbiamo fatto anzi prima un'indagine nella scuola, anche non solo tra gli alunni, ma anche tra i professori, anche coinvolgendo la segreteria, la preside, per vedere chi lo conosceva. Effettivamente nessuno praticamente lo conosceva e quindi abbiamo detto a questo punto vediamo chi era. Avevamo un piccolo pacchetto di fonti, soprattutto un libretto stampato in occasione della dedica a Vittorio Fainelli della scuola, quindi era una sorta di agiografia di Vittorio Fainelli. L'abbiamo ripulita, l'abbiamo, diciamo, resa più oggettiva, meno gonfia di grandi aggettivi, così, ma appunto erano ragazzi di prima e di seconda media, quindi comunque piccolini, hanno comunque lavorato bene, devo dire. È un ottimo esercizio di italiano, quindi diciamo serve anche a questo, a capire quali sono gli aggettivi troppo ridondanti, a fare un'opera proprio di pulizia, di ridurre a voce enciclopedica, perché è importante anche capire questo, come bisognava fare, insomma. Ci siamo concentrati sui piccoli elementi che giudicavamo importanti del suo profilo biografico, quindi un po' la sua carriera come bibliotecario, tutti gli studi che aveva compiuto, i passaggi che aveva fatto, siccome era anche uno studioso di storia medievale, le ricerche che aveva fatto e i libri che aveva pubblicato, un piccolo, diciamo, ritaglio dedicato alla sua vita privata, quindi la famiglia, i figli che aveva avuto, le amicizie importanti che aveva all'interno della città di Verona e poi anche le accademie con cui aveva lavorato. Quindi diciamo un piccolo quadro biografico, non certo appunto è una voce molto semplice, però sicuramente alla portata dei ragazzi che hanno avuto, ripeto, molta soddisfazione a fare questo tipo di lavoro e ovviamente nel momento in cui è stata messa online la soddisfazione di dire possono leggerci in tutto il mondo, ovviamente. Una delle cose che dispiaceva a tutti era il fatto ovviamente di non poterlo firmare, ma anche lì è giusto, insomma, e abbiamo ragionato anche su questo aspetto, sul fatto che appunto non si può personalizzare, non si può mettere il proprio nome, ma direi che è stato veramente un lavoro positivo proprio. Io ne ho avuto io come insegnante, diciamo, è stato proprio di soddisfazione. E Valeria, sì. Quante ore vuole sapere Stefania?
che sta seguendo, quante ore avete dedicato? Allora, sì, allora direi che abbiamo fatto circa tra le 20 e le forse 24 ore, distribuite in un lungo periodo. Anche perché sì, bisognava evitare i momenti in cui ci sono tante interrogazioni. Ovviamente sì, per me erano ore in più, quindi anche dovevano, diciamo, dovevo gestirle, diciamo, anche all'interno del mio orario di insegnamento, quindi nelle ore in cui avevo disponibilità di essere a scuola fuori dal mio orario di lavoro. E appunto direi che il numero era più o meno questo. Adesso non ricordo con precisione alla fine quante erano state. Appunto una parte dedicata proprio alla teoria, cioè proprio le regole da seguire, una parte dedicata alla ricerca, sì, su piccole fonti, anche qui avevamo cercato di vedere anche in quali archivi c'era materiale, senza poi riuscire però ad andare proprio in archivio. Siamo andati però, abbiamo fatto una visita alla biblioteca civica in cui uno delle persone che segue l'archivio ci ha, diciamo, introdotto, ha fatto vedere i libri ai ragazzi, che cosa aveva scritto, li ha portati a vedere il busto che è nascosto all'interno della biblioteca civica appunto a Vittorio Fainelli. Insomma ha fatto vedere delle carte, dei documenti, le lettere che lui aveva scritto, soprattutto nel momento in cui la biblioteca civica era stata bombardata, per cui c'era stato questo grosso problema di risolvere, diciamo, mettere in salvo i libri, e quindi i contatti che questo Vittorio Fainelli aveva stabilito con alcune personalità della città. Insomma è stato bello, diciamo, ecco, non un vero e proprio lavoro d'archivio, ma vedere il luogo dove aveva lavorato, come lavorava un bibliotecario, questo è un direttore di biblioteca. Questo è stato diciamo un po' importante, anche che i ragazzi capissero che tipo di lavoro faceva e quindi come cambiano anche certe professioni nel corso del tempo. Diceva, adesso, una volta lavorare in biblioteca era una cosa, adesso è essere direttore è una cosa molto diversa, e ha spiegato le differenze. Quindi diciamo c'è stato modo di vedere tanti aspetti di questo personaggio, e anche di come si muoveva un personaggio di questo tipo all'interno di una città e appunto della sua biblioteca. Ecco, è sicuramente un lavoro che si può fare proprio alla portata dei ragazzi, anche di ragazzi appunto della scuola media, ovviamente riducendo, diciamo, gli obiettivi. Devono essere obiettivi adeguati alla loro età, ma io l'ho ritenuto proprio un lavoro positivo. Grazie. Perché è fin troppo. Ci sono delle mani alzate. C'è qualcuno che vuole intervenire? C'erano Patrizia, Simonetta e Raffaella. Siamo già abbondantemente oltre l'orario, però sono ancora molti i colleghi collegati, per cui se qualcuno vuole intervenire direi volentieri lo ascoltiamo. Io avevo visto delle mani alzate. Raffaella, tu hai la manina? Beh, intanto un saluto. Perché conosco. Un saluto a tutte e due, Ciao. a Valeria e a Elena. Beh, devo dire, io sono sempre stata molto scettica nei confronti di Wikipedia, proprio. Anzi, di solito lo sconsiglio proprio agli alunni. E devo dire che oggi invece sto rivalutando, anche se ultimamente avevo visto delle voci fatte molto meglio. Sto rivalutando la cosa e mi interesserebbe provare l'esperienza con i ragazzi. Allora chiedo a Ellen, che tipo di voce? Qualche anno fa c'era stato anche un concorso indetto dalla Regione Veneto, adesso non mi ricordo bene, che ha una voce per Wikipedia. Che tipo di voce? Cioè, meglio andare, non so, immagino voci di, non so, i personaggi locali, eventi locali, perché nel gruppo dove eravamo, dove ero io, insomma, ci siamo trovati in difficoltà, per esempio, con alcune fonti che dicevano cose diverse, ci vuole un po' di tempo, insomma, ecco, non avevamo avuto abbastanza tempo. No, allora, bisogna
avete visto, io vi ho fatto subito vedere razzismo. E razzismo è una voce che non si è riusciti a stendere in maniera enciclopedica, neutrale, eccetera. Quindi voci così ampie, se sono le prime che si fanno, sono voci che danno dei problemi. Ricadiamo in storia. Allora, fare la voce Shoah, fare la voce foibe, è un suicidio, cioè probabilmente, ma neanche, cioè, saranno docenti universitari, insomma, che affrontano queste cose qua a livello macro. Bisogna scendere un po' più nel concreto e nel particolare, evitando il problema dell'enciclopedicità, che è quello con cui ci si potrebbe al contrario scontrare, insomma, scegliendo una cosa estremamente locale e che poi non è sufficientemente supportata dalle fonti. Quindi la voce la sceglie il docente e la prima bibliografia, le prime fonti le individua il docente, che poi guida gli studenti all'analisi di queste fonti. Poi ecco, in caso di controversie, rivolgersi alla pagina d'aiuto, perché se si spiega anche il valore didattico che sta dietro questa cosa, nella norma loro sono anche disposti, insomma, a fare qualche piccola eccezione. Però non affrontare i grandi temi, insomma, esistenziali, nemmeno delle cose che davvero non hanno rilevanza di accoglienza all'interno di un'enciclopedia. Il tempo è quello che vi diceva Valeria, cioè mediamente 25 ore nel corso di un anno vanno dedicate tra le varie fasi e un po' di lavoro vostro a casa, insomma, per preparare la lezione, perché ovvio io oggi prima di darvi materiale avrei dovuto raccontarvi la strage, no? Nel dettaglio e darvi tutto il quadro d'insieme se si lavora sulla storia. Per far scrivere una voce che è un microsegmento, io il quadro di contesto e di riferimento lo devo avere prima fornito. Però si potrebbe fare affidamento su un lavoro trasversale, perché questo alla fine è un lavoro di educazione civica che si condivide anche con i colleghi. E quindi se ciascuno si prende un argomento o un pezzo del progetto da portare avanti, poi può essere concluso senza un sovraccarico di ore soltanto ai danni, insomma, o sulle spalle di qualcuno. Questo sì. Credo che anche uno degli ultimi concorsi i giovani ricordano la Shoah ammettesse la scrittura delle voci, perché comunque è una modalità diffusa. Se invece si volesse lavorare su figure del territorio, sicuramente gli istituti potrebbero essere un appoggio per una selezione dei materiali, per collaborare, insomma, in qualche modo al lavoro della classe, degli studenti e dell'insegnante. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Altrimenti, essendo già ormai le 6:15 e quindi avendo sforato di un quarto d'ora, ci salutiamo qua. Però se qualcun altro ha qualche dubbio o vuole aggiungere qualcosa. Mi scusi, volevo dare una suggestione, se è possibile, l'ultima, e poi vi lascio. Cioè, secondo me, pensando a quell'alternanza scuola-lavoro che adesso non si fa più, ma che so, per esempio, nel nostro istituto venivano ospitati dei ragazzi dei licei per fare un lavoro, secondo me si potrebbe fare nell'ambito appunto dell'istituto, scegliere delle voci significative, avendo lì i documenti si potrebbe fare, creare delle voci, quindi si farebbe un doppio lavoro, no? Con loro di responsabilità civica e di contribuire alla storia, diciamo, dalla parte dell'istituto fornire dei documenti significativi. Stop. Allora, l'uso del documento originale richiede un passaggio di cautela, cioè non è previsto lavorare sulle fonti primarie tout court, però si può fare, c'è un passaggio intermedio da fare. Sicuramente questa progettualità sulla storia è nata in seno alla rete degli istituti storici, perché alla fine è un po' una rivendicazione nostra, insomma, cioè le fonti le abbiamo noi e pensiamo che i contenuti li dobbiamo controllare noi. Nei vari territori siamo numerosi e ciascuno di noi è, insomma, garante per quella territorialità. Per cui questo sicuramente.
Poi se vi vengono altri dubbi, altre domande, io avevo messo molte banche dati, poi ogni istituto insomma ha le sue che può mettere in campo. Se farete un lavoro effettivamente sulle banche dati online, sono degli ottimi strumenti per compilare le voci di Wikipedia, perché sono di più facile raggiungibilità anche da parte degli studenti, anche in questo momento di grandi difficoltà sugli spostamenti. E poi è uno degli obiettivi a cui noi miriamo, insomma, quello di avere le fonti disponibili online attraverso il sistema delle banche dati. Una banca dati è stata inaugurata l'altro ieri dalla rete nazionale, quella sul Partigianato, quindi insomma c'è tanto da scrivere e ci sono tante fonti da valorizzare da questo punto di vista, sicuramente. Perfetto, grazie. Sì, è arrivata una nota. Chiedo se sarà possibile fra qualche tempo preparare un incontro di confronto sui materiali didattici che potremmo provare a fare e a sperimentare e ritrovarsi con i nostri bravissimi relatori e i coordinatori e con i colleghi. Perché no? Perché no? Il 28 sera facciamo festeggeremo la fine della pandemia. Direttamente il 31. Allora, se qualcuno si appassionasse, voi fate riferimento ai miei colleghi veneti e io naturalmente una mano ve la do, anche perché ho il grosso aiuto, insomma, di un tecnico e di un amministratore che mi supporta costantemente in questa follia di far diventare le voci di storia contemporanea le più numerose della versione italiana. Perché se adesso magari approfittate delle vacanze per approfondire questa riflessione e una voce la individuate, magari prima di buttarvi fate un passaggio e ne discutiamo 5 minuti insieme, ecco, perché poi è un po' disincentivante, no? Te la cancellano, te la fermano, insomma è bello partire anche con un po' più di tranquillità. Certo. E scusa, aggiungo una cosa che forse direbbe anche Enrico sull'alternanza scuola-lavoro, come diceva la collega Antonella. Noi in realtà abbiamo fatto delle proposte anche di modalità di lavoro a distanza, quindi contattate gli istituti che vi spieghiamo. Adesso non c'è tempo, ma ci avevamo pensato. Bene. Allora... Sì, no, volevo dire velocemente una cosa, visto che Elena ha fatto cenno, no? Ne abbiamo parlato via mail. A livello veneto ci sono alcuni siti, insomma, interessanti, importanti. Faccio riferimento a quello sulle pietre d'inciampo relativi a Padova, che è stato realizzato da una studentessa del Tito Livio, non mia, cioè del Tito, so che ha fatto un PCTO. Un'alternanza su questo esiste, è un sito semplice ma interessante. Poi ci sono i luoghi della memoria dell'Iveser, di Venezia, con una mappa, insomma ci sono cose interessanti. Vi faccio notare, se andate su Wiki, che ci sono 2 campi di concentramento veneti, Tonezza del Cimone, Vo e Euganeo. Se guardate nelle note c'è Da Rifugio all'Inganno, che è il database veneto sugli internati dei deportati ebrei, soprattutto ebrei stranieri, però se guardate si può lavorare moltissimo, cioè c'è un inizio, c'è qualche riga, ci sono nel caso di Vo i nomi, nel caso di Tonezza nemmeno quelli, quindi se parliamo di territorio ci sarebbe molto da fare, come diceva Enrico. Facendo riferimento agli istituti, insomma, sarebbe un bel progetto. Pensateci, non è un invito, ma perché i materiali ci sono, quindi si può fare. Ovviamente si può fare anche su altri argomenti, non necessariamente penso a protagonisti della Resistenza. Adesso non ho controllato, ma a volte sono complete, a volte no, insomma. Sì, o a figure magari legate proprio al territorio, al comune dove insiste la scuola. Comunque l'intitolazione della scuola è, secondo me, sempre, e loro hanno fatto benissimo, la cosa da cui partire. Io non vi ho detto che l'ultima cosa che Becky Bea ha fatto è ottenere che questa scuola di questa cittadina in cui io vivo sia intitolata ai fratelli Fernandez Diaz, che voi capite, nell'arco dell'istituto comprensivo, ma nessuno lo sa chi sono, no? Ed è invece importantissimo il senso di identità, quando tu entri dal cancello e appartieni a quella scuola lì, sapere perché ha quel nome, cioè
è per questo che voi dovete fare quello dei vostri istituti. Sì, va bene. Abbiamo capito. Sì, no, d'accordo. No, ma potrebbe essere interessante anche al contrario. C'è una scuola, non mi ricordo dove, dedicata a Carlo Anti, il rettore fascista del... Beh, quelle vanno cancellate. C'è la scuola dedicata a lui, in più c'è la voce interessante su... Vabbè, uno dei progetti di CTO è proprio sui luoghi del fascismo, no? Cioè le permanenze dei nomi, delle intitolazioni a personaggi magari minori, perché ovviamente a Benito Mussolini nessuna scuola è più intitolata, ma personaggi un po' minori magari sì. No, però diciamo giustamente anche quello che dice Antonio, l'accessibilità a Wikipedia, se io inciampo in una pietra d'inciampo e ho subito il riscontro di chi era quella persona, lo posso fare se sta su Wikipedia. Se sta in un volume che magari costa 200 euro e si sono comprati in 4, è chiaro che quel tipo di memoria lì, che dovrebbe essere diffusa per eccellenza, non va incontro a nessuno, no? È la facilità dello strumento che deve farci pensare su quali sono le voci che è importante riempire per prime, perché noi in qualunque posto ci troviamo dobbiamo poterle leggere immediatamente. Grazie Elena, stanno arrivando messaggi di ringraziamento anche a te. Grazie a voi e fate tutti una buona fine d'anno.